Don Emanuele, sveliamo Taranto, la Taranto vecchia un po' nascosta con questi nuovi itinerari. Itinerari che ci portano a riscoprire un patrimonio che tante volte non è sostanzialmente conosciuto dai tarantini, ma anche dalle persone che vengono da fuori, che è un patrimonio importante legato alla storia di fede di questo popolo, imprescindibile dalla storia e da tutto quello che può donarci. E con ETRA abbiamo avviato una serie di collaborazioni che riguardano l'accoglienza turistica. Desideravamo proprio che la cattedrale si affiancasse ad un gruppo di professionisti molto motivati anche a farci conoscere la bellezza di Taranto, e il nostro obiettivo è quello non soltanto di creare, come abbiamo fatto fino adesso, degli eventi che potessero in un certo senso illuminare la bellezza di Taranto, ma anche adesso non soltanto poter dare continuità a tutto quello che può essere il percorso turistico, e quindi non soltanto in alcuni momenti dell'anno, in alcune cose, ma in maniera continuativa, sistematica, poter fornire a Taranto e a tutti coloro che la vogliono visitare questo servizio. Grazie. Dopo il San Cataldo Secret Tour, anzi in continuità col San Cataldo Secret Tour, entra in una collaborazione più stretta con Simbolum e con la Cattedrale di San Cataldo. Sì, diamo continuità a questo accordo molto fruttuoso che abbiamo stretto con Symbolum ETS e con la Cattedrale di San Cataldo e facciamo partire questa prima rassegna di eventi, talk, itinerari guidati all'interno appunto di questo accordo. Questa rassegna culturale si chiama Taranto Velata, e, insomma è un concetto di scoperta insomma, del patrimonio culturale della città vecchia, più non dico più nascosto, ma più velato, appunto, cioè accessibile, ma non sempre, accessibile, insomma, in questo caso anche con guide professionisti, insomma, che spiegheranno anche dei particolari molto interessanti legati appunto a questi itinerari. Inoltre ci saranno una serie di talk con esperti del settore del patrimonio culturale e ci saranno anche degli eventi, spettacoli musicali e teatrali. Il primo è il 14 gennaio di Crepe di Luce di Solong Leonard di Giorgio Consoli e Simone Costa alle ore 19 presso la Cattedrale di San Cataldo. Uno spettacolo sulla spiritualità legato appunto alla figura di Leonard Cohen, insomma cantautore e poeta molto famoso. Io vi invito a seguirci sulla pagina Etra Archeologia e Turismo, Facebook e Instagram per avere tutte le informazioni e seguire anche appunto, chiamare il numero di telefono indicato sulle pagine per avere informazioni e per prenotazioni. La prenotazione, ricordiamo, è obbligatoria, svolgendosi in un luogo particolare. Ultima domanda, quali sono queste chiese che verranno svelate, itinerari diciamo particolarmente velati che pochi conoscono? Sì, allora ci concentreremo soprattutto sulle le chiese appunto della parte alta della città vecchia, che sono il santuario della Madonna della Salute e San Domenico, e poi insomma anche quelle della parte bassa, quindi un po' meno conosciute, per esempio i Santissimi Medici, la chiesa di Sant'Anna. Ci saranno insomma anche San Giuseppe, faremo delle escursioni anche a San Giuseppe, insomma faremo un tour di questi, diciamo, non troppo convenzionale, non come i soliti tour, alla scoperta appunto di particolari di questi monumenti religiosi. Giorgio Consoli, domenica 14, le poesie di Cohen di nuovo in cattedrale. Ma per me sarà un'esperienza straordinaria quella di esibirmi in un cappellone. L'altra volta ho portato un testo su San Cataldo, questa volta invece porto un poeta che non era soltanto un poeta, anche un grandissimo cantautore e che aveva però una spiritualità fortissima, una spiritualità intrisa di fango, evidentemente di crepe, da cui però entrava moltissima luce. Alcuni dei suoi inni, vedi Alleluia, sono stati evidentemente qualcosa che può perfettamente risuonare in una chiesa, in un duomo così meraviglioso come quello di San Cataldo.